L'impatto economico e sociale delle attività mafiose sul sistema produttivo è sempre più pesante. Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine, oltre il 75% dei profitti da attività illecite viene reimmesso nell'economia legale. Nell'attuale momento storico è perciò indispensabile alzare il livello di conoscenza del crimine organizzato. A 2 mesi dall'appuntamento di Padova, in Camera di Commercio a Verona, si è parlato di come studiare le mafie, analisi interdisciplinare del fenomeno in un convegno di studio organizzato nell'alveo del progetto Il Veneto per la legalità. Qual è il vantaggio che stiamo dando alla mafia? Lui diceva anzitutto che ne parliamo magari poco, forse lei è d'accordo su questo? Qual è il vantaggio che diamo alla mafia? Ne parliamo poco, diciamo che soprattutto in Veneto, diciamo anche al nord, abbiamo questa sensazione che ci tocchi poco e questa minore attenzione, questa come dire anche un po' tendenza a non cogliere l'entità del problema che è anche da noi, e quindi poi gli studi, quanto presentato aiuta in questo senso a dare una dimensione del problema, ovviamente fa gioco la mafia. Quindi effettivamente dobbiamo occuparcene decisamente di più e considerare che il tema non è un tema d'altri, è un tema anche nostro. Gli amministratori collusi con le organizzazioni criminali compiono delle scelte che sono strategiche, invece che pensare alla collettività ragionano seguendo gli interessi delle cosche, delle organizzazioni criminali, quindi quando si tratta per esempio di scegliere dove collocare le risorse, quali tipo di investimenti fare, non pensano a quello che farebbe bene alla comunità di cui dovrebbero occuparsi, ma piuttosto seguono delle logiche appunto legate agli interessi delle cosche. E lo stesso vale per quanto riguarda le aziende. La presenza di aziende criminali in un territorio imprenditoriale è profondamente dannoso per quanto riguarda la competizione e le altre imprese, le imprese che sono sane. I giornalisti devono avere questo tipo di conoscenza per poter affrontare queste tematiche, perché la mafia, come è stato detto prima, è un fenomeno molto complesso e se uno non ha il necessario bagaglio culturale per procedere a un esame, un'analisi del fenomeno, rischia di non mettere in evidenza le pericolosità e i sistemi di infiltrazione che poi sono quelli che interessano la collettività, anche perché, come è stato messo in evidenza da molti docenti, qui è anche in gioco non soltanto il sistema economico-finanziario, ma la stessa democrazia, quando si è parlato di infiltrazione mafiosa nella pubblica amministrazione.